Presentato ieri in cattedrale la mostra degli antichi libri liturgici della Chiesa Agrigentina dal XVII al XX secolo. È stato allestito un percorso espositivo alla conoscenza del patrimonio artistico e archivistico custodito negli istituti di cultura dell'Arcidiocesi di Agrigento. Inaugurato nella Cattedrale di Agrigento lo spazio espositivo con i libri liturgici della Chiesa Agrigentina XVII-XX secolo e all'interno del percorso MAB, Museo, Archivio e Biblioteca della Diocesi uniti insieme per presentare un progetto pastorale e anche un progetto culturale. All'interno del percorso documenti dell'archivio della fine del 1500, messali e pontificali della cattedrale e anche un Vangelo della biblioteca diocesana. Non solo una proposta culturale ma pastorale prima di tutto per le nostre comunità, ma anche una proposta per quanti venendo qui in cattedrale vedranno arricchita la visita oltre che alle torri, alla torre medievale, alla torre Montaperto, alle sarcofagi di Ippolito e Fedra e ai sarcofagi classici, alla ex aula capitolare, alla bellezza stessa della cattedrale con la diversità dei suoi stili e anche questo piccolo spazio che dice la storia di una comunità che è viva e che attraverso la lettura della tradizione liturgica ancora oggi afferma di se stessa la sua dimensione di fede e la sua dimensione culturale.